tutti di vero cuore l'augurio di una vacanza serena, gioiosa per voi e per chi vi incontrerà. Il pensiero del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Maraglia, va a quanti, in questi giorni di agosto, stanno vivendo un periodo di vacanza. Un invito rivolto sia ai tanti turisti che affolleranno la nostra città e le spiagge della costa veneta, sia ai veneziani che godono fuori città di un periodo di riposo. Si apre un tempo prezioso, sono le parole del patriarca, di riscoperta dei rapporti umani e, perché no, anche della propria spiritualità personale. È un momento da vivere intensamente, non è per molti di noi uno spazio di tempo lungo, ma deve essere un momento intenso di rapporti umani. Il primo rapporto umano, consentitemi dire, è con noi stessi e soprattutto con Dio. L'appello del patriarca è improntato a valorizzare anche l'importanza della semplicità. Tempo delle relazioni semplici, fraterne, anche con quelli di casa, anche con chi vediamo solo per quella giornata o per quelle giornate. È un momento importante la vacanza perché dice veramente chi siamo, perché il nostro tempo libero sono giornate che possiamo decidere noi completamente.